Relazione stamani dell'attività investigativa della DIA nella nostra provincia è stata fatta dal responsabile dottor Cilona, che afferma come nel nostro territorio, quello agrigentino, ormai assodata la presenza sia di Cosa Nostra che della SIDA. L'articolazione di Cosa Nostra rimane invariata, questo emerge nella relazione dei primi 6 mesi del 2021. 2 le realtà mafiose, entrambi storicamente radicate nel tessuto sociale e produttivo della nostra economia, una convivenza finalizzata alla risoluzione delle problematiche comuni, nonché all'individuazione e alla spartizione di attività criminali da fare nel loro territorio di competenza, diversi gruppi che gestiscono in alcuni comuni le attività criminali anche su base familiare, i cosiddetti paracchi in piccole realtà, evidenziato anche la gestione criminale durante il Covid-19. Il Covid sicuramente nella fase relativa allo sfruttamento economico di questo momento di crisi e conseguentemente di ripresa vede una importante vulnerabilità che la mafia sicuramente in maniera molto attenta cercherà di sfruttare. Sto parlando ovviamente della mole di denaro che arriverà dai piani di risanamento che sono previsti e che porteranno un flusso di denaro sul territorio. Non è una novità che i flussi di denaro provenienti dallo Stato, dalla Regione e ancora prima appunto quelli strutturali della Comunità Europea sono da sempre una delle mire principali degli ambiti economico-finanziari della mafia. Cosa Nostra e STIDA sono un'unica cosa? No, Cosa Nostra e STIDA sono organizzazioni differenti, storicamente differenti, culturalmente differenti, ma nell'agire mafioso utilizzano ovviamente gli stessi sistemi, lo stesso canovaccio fatto di intimidazioni, fatto di monopoli di mercato. È chiaro che, ma questo appunto lo abbiamo visto nelle ultime operazioni di contrasto, si predilige oggi una sorta di pax mafiosa che è utile alle consorterie per poter fare meglio i loro affari senza attrarre molto l'occhio indagatore dello Stato, ed è questo uno dei problemi principali che oggi dobbiamo affrontare, ed è un'idea che dobbiamo sdoganare, quella del fatto che la mafia, in quanto silente, in quanto liquida, in quanto inabissata, non sia più pericolosa. La mafia è pericolosa perché trae fondamento da tutta una serie di elementi economici, ma anche elementi culturali che sul nostro territorio risultano ancora oggi molto marcati, e quindi è un centro di potere che come tale calamita a sé attrae l'imprenditore balordo che non sa fare imprenditoria sana, che attrae l'ignorante che è convinto appunto di poter ancora rivolgersi al mafioso per risolvere un dissidio privato o per qualunque altra problematica che gli si presenti. Quindi ci sono ancora molti soggetti di questo tipo che hanno deciso liberamente, scientemente, di partecipare per una comunità che sicuramente non è quella civile, ma è una comunità mafiosa. Vi ritenete soddisfatti del lavoro fatto, comandante, qui in provincia di Agrigento? O si poteva fare di più? Si può sempre fare di più, si può sempre migliorare nella lotta alla mafia, e sicuramente l'autorità distrettuale antimafia ha incessantemente aperto un focus investigativo sul territorio. Le forze di polizia, la polizia giudiziaria è sempre presente sul territorio. La questione principale è quella che è stata anzidetta, cioè dire che combattere e vincere l'ambito militare, l'ambito violento della mafia non significa sradicare il fenomeno dal territorio. Il ruolo della politica qual è? Il ruolo della politica è un ruolo fondamentale. La politica nella sua nobile missione di orientare la comunità verso il benessere deve oggi
non solo denunciare la mafia, non solo denunciare i mafiosi, ma creare anche le condizioni affinché, condizioni ovviamente anzitutto normative e quindi amministrative, affinché quegli strumenti che negli ultimi anni ci hanno concesso di dare di infliggere dei significativi colpi alla mafia, continuano a essere presenti o addirittura, se è possibile, migliorati. No. La mafia è social nella misura in cui, dal punto di vista investigativo, questo è il dato che emerge dalle attività di indagine, fa sempre più uso dello strumento informatico nel veicolare le comunicazioni, fatto che comunque non scoraggia gli investigatori. La mafia è social dal punto di vista identitario, ma questo è un discorso più ampio e non strettamente connesso al fenomeno mafioso agrigentino, in quanto molto spesso si porta, e quindi lo strumento social ha una importanza in sé, ad evocare la mafia in maniera tutt'altro che malefica, quasi fosse qualcosa di forte, ma il male insomma non va mai incoraggiato né sui social né su qualunque altro tipo di mezzo di comunicazione di massa. C'è un legame con le famiglie estere, con le famiglie mafiose estere da parte nel nostro territorio, sia nazionali che internazionali? Avete un dato di riferimento su questo? Dalle ultime attività di indagine che abbiamo analizzato emerge l'esistenza appunto di questi rapporti, anzi di consolidati rapporti ad altissimo livello. Stiamo parlando della famiglia newyorkese dei Gambino. Storicamente sono sempre stati saldi i rapporti con le consorterie mafiose d'oltreoceano. Sto parlando appunto della mafia di Montreal, quindi dei canadesi, i Rizzo, e quindi il clan Rizzuto è uno dei clan che in passato aveva molta capacità pervasiva nel tessuto economico sia di quel paese che di riflesso anche della nostra provincia.